buona giornata a tutti da Maurizio Marcassa, consueta trasmissione Pensionati in onda alle 12:30 su TV7 Triveneta a cura dell'Associazione Pensionati e Famiglie di Padova. La sede dell'associazione è in via Domenico Piacentino al numero 8. Se la volete contattare ogni giorno dalle 15 alle 19 allo 049 61 03 94. Al venerdì pomeriggio su un appuntamento facciamo anche consulenza diretta di patronato e di servizio CAF a cura appunto del patronato 50 e più Enasco, il cui responsabile provinciale, dottor Alessandro Marcolin, è ancora qui con noi oggi. Buongiorno a tutti. Ecco, oggi parliamo di un altro aspetto particolare del sistema pensionistico, come vi avevo annunciato l'altro giorno, e cioè dei parasubordinati e dei COCO-CO o COCO-PRO, che sono due categorie, no, ecco, attualmente COCO-PRO. Perché ne parliamo? Innanzitutto perché riguarda parecchie persone. Sono circa 50.000 i contratti di associazione in partecipazione, sono circa 300.000 tra i COCO-CO come i collaboratori di giornali e riviste, i COCO-PRO ad esempio i consulenti, poi sono parecchie migliaia sono i volontari del servizio civile e poi parecchie migliaia percettori di voucher chiamati a gestire appunto picchi produttivi o stagionali per cui vengono chiamati sono in determinati periodi dell'anno o per svolgere particolari lavori. Ecco, per queste persone che abitualmente accantonano, pagano appunto, versano tra il 22 e il 24 fino al 27% di contribuzione all'INPS. Tenete presente che per la legge Fornero questo 27% diventerà il 33% entro il 2018, confluiscono in un contenitore chiamato appunto gestione separata INPS. Ed è un contenitore che ha un attivo di 8 miliardi di euro, questi sono dati dall'INPS, che sono tali da compensare, voglia il caso, il passivo della gestione dei dipendenti pubblici. Allora, qui sono state fatte delle ipotesi di quanto queste persone percepiranno quando andranno in pensione e si è fatta una simulazione chiamata appunto busta arancione, diamogli anche questo termine, coniato dall'allora presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua, ma sta a significare appunto un diverso trattamento rispetto alla gestione diretta INPS. E queste simulazioni portano a questi risultati. Un trentenne, un lavoratore attualmente di 30 anni, parasubordinato, che andasse in pensione nel 2053 con l'ultimo reddito percepito di 1.370 euro, avrà diritto a una pensione di 670 euro al mese, dopo oltre 40 anni di contributi, ammettendo l'ipotesi anche di qualche interruzione contrattuale, perché chiaramente questi sono contratti a termine, contratti precari. Andrebbe persino peggio un COCO-CO di 40 anni, che avesse uno stipendio di 1.240 euro al mese nel 2041, che percepirebbe 590 euro di pensione. Naturalmente sono valutazioni relative perché sono state fatte considerando la crescita del prodotto interno lordo o pressoché simile allo zero o poco superiore allo zero, ma questa è la media di questi ultimi 15 anni. A complicare il quadro si dice che si potrebbe definire la precarietà del meccanismo di aggancio tra i versamenti contributivi e la posizione previdenziale del lavoratore.
cioè che spesso e volentieri l'INPS non ha presente tutta la situazione del lavoratore stesso e quindi c'è l'inversione dell'onere della prova, cioè devi essere tu a provare che hai versato tutti i soldi all'INPS. Intanto abbiamo già una telefonata. Pronto, chi parla? Pronto? Sì, chi parla? Pronto, buongiorno. Senti, io volevo fare una domanda per quanto riguarda la pensione di mia moglie, perché adesso non c'è. Buongiorno. Mi dice sì, buongiorno. Praticamente lei lavora nel pubblico, Sì. nella scuola materna, insomma. Siccome ha 63 anni di età e 35 anni di versamenti, è stata bloccata per quanto riguarda la legge Fornero, lì, insomma. Ecco, vorrei sapere adesso se è cambiato qualcosa, se cambierà qualcosa quando andrà in pensione, perché non si sta capendo più niente, lei, insomma, è molto triste per questo, per questa situazione. Lei pensava di andare, invece è stata bloccata da questa situazione. Cosa si può dire in merito? Che età anagrafica ha la moglie? 63 anni. 63? 63 ha detto. Sì, deve compierli a luglio, insomma. E quanti anni di contributi? 35. 35. Perché, quindi l'età pensionabile l'ha fatta 3 anni fa, quindi nel 2011, cioè prima della legge Fornero, e non è riuscita ad andare in pensione perché prima bastavano i 60 anni di età e il minimo 20 anni di contributi. Sì, per qualche mese, diciamo, Ma è insomma, stato per un anno forse, massimo. strano però, perché comunque avrebbe ancora la possibilità di andare, perché adesso purtroppo l'età, diciamo, per le dipendenti sono 62 anni e 3 mesi, quindi secondo me lei c'è già come età. Potrebbe... Sì, però è penalizzata, cioè lei in teoria gli hanno detto che potrebbe andare, però è penalizzata del 30% perché non va più col retributivo, va a ma col metà, contributivo, insomma. cioè perché farebbe la cosiddetta opzione donna, cioè il passaggio al sistema contributivo. Sì. Però mi pare strano, adesso per carità se vuole possiamo approfondirla anche negli uffici nostri di patronato, perché se il requisito della Fornero fino al 2015 è 62 anni più 3 mesi, lei comunque avendo già i 63 anni, al di là della scelta dell'opzione donna, no, nel passaggio contributivo, potrebbe comunque andare anche con le regole della Fornero. Cioè, però mi fermo qua perché non vorrei magari aver interpretato male la cosa. Mi pare strano che non possa andarci anche con le regole attuali senza bisogno di subire la penalizzazione passando al sistema contributivo. Lei dice che non dovrebbe essere penalizzata? Eppure... no, perché se ha già l'età prevista dalla legge Fornero non ha penalizzazioni perché va col suo sistema retributivo. Quindi non lo so, è stata seguita da un patronato, da qualcuno, la signora? Mi ha chiesto parecchie volte, telefonato al comune, agli addetti ai lavori, insomma, e gli hanno tutto risposto picche praticamente, anche perché dovrebbero fare lo spending review, dovrebbero fare un ridimensionamento del personale pubblico, mandare in pensione per i giovani, insomma, però ancora di sicuro non c'è niente. Lei è qua di Padova? No, io sono qui a Roma. Ah, a Roma. Sì. Se vuole noi abbiamo il patronato a Roma, lì 50 più Enasco della Confcommercio. Dove sta? È a Roma, adesso non mi ricordo la via, comunque Confcommercio, 50 e più Enasco è il nome del patronato. Vada pure tranquillamente, si faccia fare un attimo la situazione perché, ripeto, per me la moglie può andarci in pensione con le regole attuali perché ha l'età e ha i contributi che bastavano i 20 anni per poter andare in pensione, per cui senza bisogno di penalizzare passando al sistema contributivo con l'opzione donna. Mi può soltanto ripetere il patronato qui a Roma, qual è? 50 e più Enasco. 50 e con la E commerciale e più Enasco della Confcommercio. La sede del patronato è in via del Melangolo, zona Trastevere per dirle, vicino alla sede della Confcommercio. Comunque chiede, vedrà e lo trova, insomma. Secondo me è il caso di approfondirla la cosa perché
mi sembra strano che non possa andarci con le regole attuali, insomma. Sì, no, gli hanno detto che potrebbe andare, però viene penalizzato del 30%. No, non sono d'accordo sulla penalizzazione, non sono assolutamente d'accordo. Eventualmente le faccio poi magari chiamare in un momento. Va bene, lei ci sta seguendo da Roma? Sì, sì. Ah, bene, da Ciampino, io siamo a larga portata. Fa piacere perché vuol dire che 3/4 d'Italia ci vede. Perché... No, guardi, è stato un caso, l'altro giorno cambiando così i canali, ho visto questo canale, l'ho seguito e mi sono interessato perché poveraccia lei, io non ce la faccio più, poi se sono 3 anni con le bambine a scuola veramente certo. È atroce. No, provi a sentire il patronato nostro, vedrai. Va bene, la ringrazio, arrivederci, buongiorno. Arrivederci. Allora Alessandro, io ho tentato, leggendo anche degli appunti che mi ero preso, di fare un po' il quadro di questa situazione anomala di parasubordinati e Cococò. Anomala perché? Perché da una parte si versa il 27% fior di quattrini per un intero periodo di vita e dall'altra poi si arriva a percepire appena una cifra superiore alla pensione minima. E questo qualcuno malignamente ha detto sì, perché gli attivi della gestione separata INPS servono per compensare le perdite dell'altra gestione, che è quella diretta dei dipendenti pubblici. Ecco, questo che non mi pare nemmeno giusto, perché i privati che debbano pagare per i pubblici, insomma, mi sembra poco corretto. Comunque, una valutazione di tutte queste... Una valutazione, se ti ricordi, l'avevamo anche già fatta. L'avevamo esaminata, magari adesso ci torniamo. Perché il problema di fondo è che appunto la gestione separata prevede il sistema contributivo, che non è che sia lo spauracchio... forse anche da un punto di vista, diciamo, etico, no, è più corretto. È più corretto, no, perché io ho una prestazione che è, tra virgolette, coerente con quello che verso, anche se il problema qua è stabilire se la coerenza è veramente giusta o meno, no? Perché i cosiddetti coefficienti di trasformazione, che sono quelli che mi danno la resa pensionistica, sono quelli che sono, cioè all'età abbiamo visto anche di 70 anni sono neanche un 6%, per carità sono in base al PIL, per cui il problema è che se il PIL non c'è e non cresce, non mi cresce neanche la resa pensionistica, dovrebbe teoricamente essere svincolata dal PIL per poter avere un sistema più equo di remunerazione, no? Per cui alla fine si crea un serbatoio sempre più grosso per le casse dello Stato, perché soprattutto i giovani vanno a versare lì, c'è tutti quelli che hanno cominciato a lavorare dopo il 95 e versano lì. Le prestazioni sono molto differite nel tempo, perché si parla qua di 70 anni, tranne casi particolari di contribuenti che versano montagne di soldi di contributi, che allora potrebbero anche teoricamente a 63 anni avere una pensione. E però, ed è legato questo discorso al famoso mancato decollo della previdenza complementare, che era prevista dalla riforma anche Dini addirittura nel 95 come terzo pilastro della previdenza, anche pubblica, perché anche l'INPS doveva mettersi nel mercato a fare le proposte, no? Di previdenza complementare, cioè se manca il terzo pilastro, un'assicurazione a parte, o un fondo di accumulo, o un fondo di categoria, che mi va a compensare quello che vado a perdere come resa pensionistica. Per cui i nostri giovani saranno, perché penso soprattutto a loro, se non hanno la possibilità di farsi qualcosa di privato, almeno che non decolli una previdenza, diciamo, obbligatoria, complementare, perché potrebbe essere messa a carico delle aziende per ipotesi che anticipano per dopo, avranno veramente pensioni da fame. Anche perché abbiamo visto che versare i contributi nella gestione separata INPS si versa 10 per poi ricevere 5 alla fine. Ma meno. O 4 o 3, allora che senso ha avere questa forma di contenitore pubblico che non ti restituisce quello che tu dai?
meglio un fondo privato di Esatto, accumulo dove dai 10 bisognerebbe e che- ricevi 10,5, ecco, 11. Bisognerebbe che non ci fosse Questo più la è. obbligatorietà nel versamento, Mi pare un come per po'. esempio negli Stati Uniti, dove la gente versa se non vuole, certo lì dopo c'è un problema del welfare, però insomma, Sì. ecco una telefonata. Però almeno, vediamo adesso. ecco, abbiamo un altro utente in linea, pronto? Con chi parliamo? Pronto? È saltata? È saltata, va bene, richiamerà. No, dicevo appunto, a questo punto che senso ha che esista un ente pubblico che fa questi tipi che pratica questi tipi di ingiustizie sociali, perché alla fine se io lavoro allora, e parte chiaro, del mio guadagno lo è chiaro. accantono per la mia pensione quando sarò vecchio, ma perché mi viene restituito 4 se ho versato 10 ogni mese, insomma. Perché? Perché c'è questo meccanismo perverso Ma i meccanismi sono fatti apposta anche per. di legare la resa anche all'andamento del PIL, per cui in tempi di crisi come questo chiaramente anche la mia resa pensionistica va a zero. Certo, io andrei. E non abbiamo finito, ma l'abbiamo già detto, altro problema legato alla gestione separata è che non è prevista l'integrazione a trattamento Ecco minimo. la telefonata, pronto? Con chi parliamo? Sono Adolfo, Adolfo, buongiorno Adolfo, lei chiama da Padova. Padova, Bene, buongiorno un padovano, Adolfo. bene, un padovano. Ecco, ha qualcosa da chiederci? Sì, prima di tutto volevo per prima cosa complimentarmi per la trasmissione in cui domande e risposte sono coerenti alla realtà. Grazie. La mia domanda è questa. In una situazione di divorzio, Sì. la reversibilità di pensione può passare ai figli? Questa è una bella domanda che giro subito ad Alessandro. Sì, normalmente sì, se i figli sono minori o studenti fino al massimo del 26esimo anno, oppure inabili al 100% e a carico del genitore al momento del decesso. Questa è la categoria normale. Quindi al di là del divorzio, comunque ai figli c'è il diritto, per queste tipologie che ho appena detto. Ecco. È il coniuge che casomai è il coniuge divorziato che eventualmente non ha diritto se il divorzio è dovuto, a debito per colpa, no? Perché se è consensuale, se è una separazione consensuale c'è il diritto anche per il coniuge. Oppure il divorzio, c'è il diritto al coniuge se c'era l'assegno di mantenimento. Per i figli è sempre garantito il diritto, per i figli c'è sempre il diritto, però fino a questi limiti, cioè studenti... Fino a 26 anni. Esattamente, oppure se c'è una invalidità al 100%. Mi scusi, per validità in 100% rimane sempre i 26 anni? Anche oltre. È soltanto per i figli attivi, tra parentesi, che rimane 26 anni. Esattamente. Ho capito. Il figlio inabile può avere anche un'età superiore ai 26 e avere comunque diritto sempre se era a carico fiscalmente del genitore. Ho capito. Ecco. Va bene. Grazie. Di nuovo, Adolfo. arrivederci. Buongiorno. Però insomma ci sono sempre dei limiti, perché invalidità al 100%, non so, se ci sono dei figli a invalidità al 80%, No, non ha diritto. Un'altra non ha telefonata. diritto. Pronto? Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Non Caduta riusciamo- forse. È ricaduta la linea? Pronto? Vabbè, andiamo avanti allora a commentare queste situazioni. Ed è un serbatoio quello della gestione separata che è in continua evoluzione, perché appunto la precarietà del mondo del lavoro porta a questo,
e però purtroppo le aspettative future sono quelle che sono, perché stavo dicendo prima, non è prevista l'integrazione al trattamento minimo domani per queste persone qua, per cui io ho il valore del versato. Certo, certo. Quindi manca proprio la tutela sociale di queste categorie qua. Ecco perché la previdenza complementare dovrebbe decollare per supportare il futuro di queste persone. Assolutamente. L'altro aspetto che mi ha molto incuriosito della situazione dei parasubordinati è l'inversione dell'onere della prova. Cioè che mentre per il lavoratore dipendente è l'azienda che effettua i versamenti e quindi Risponde. ecco, nel caso dei Cococò è il Cococò che nel caso in cui l'INPS perdesse le carte, come si può dire, O non mi accredita i contributi. non facesse i conti giusti o non accreditasse appunto i contributi, è il giovane Cococò che ha solo 5 anni di tempo per dimostrare di aver versato i soldi all'INPS. A me anche questa inversione della prova non solo crea una maggiore disparità di trattamento tra il lavoratore dipendente e il parasubordinato, ma mi pare è come quando si vanno a pagare le bollette del telefono a un certo punto, o il bollo della macchina, no, il bollo della macchina, cioè, vuol dire, tu non hai 10 anni fa tu non hai pagato, dimostrami che hai pagato. Ho perso la ricevuta perché magari è sempre il cittadino che deve accollarsi anche l'onere di dimostrare alla mano pubblica, allo Stato, che ha fatto il suo dovere. E a meno che non si crei un contenzioso che però deve essere provato però è sempre un contenzioso, quindi sicuramente. Però c'è da dire una cosa, bisogna distinguere appunto tra il collaboratore a progetto che ha un concorso anche dell'azienda, no? Perché l'azienda, come dicevamo, il committente versa 2/3 della contribuzione. Quindi là comunque entra in ballo anche l'azienda. Diversa la situazione del libero professionista, che è autonomo completamente, quindi se li paga lui e da solo i contributi, e quindi là lui deve avere questa controprova. Inversione dell'onere della prova. Oppure se le cose andassero male perché non si riesce a dimostrare il versamento, ma no, è escluso anche, questa è un'altra ingiustizia, perché il dipendente, per esempio, che non trova i contributi di un certo periodo, può, dimostrando che lavorava, quindi con libretto di lavoro, con buste paga, eccetera, può riscattarsi l'onere pagando solo lui, con riserve matematiche. Questo non può essere previsto per il collaboratore a progetto, sì, perché c'è l'azienda che è in concorso di colpa, diciamo, no? Per il professionista no, perché sei tu che hai danneggiato te stesso non versando i contributi, per cui non puoi neanche riscattarteli e ti resta il buco contributivo, cioè anche questa è un'ingiustizia. Ecco, vedete quante ne scopriamo mano a mano che approfondiamo le tematiche relative al sistema pensionistico. E chi si trova in queste situazioni io le chiamo di ingiusto trattamento, qui si parla di circa 1 milione di persone della gestione separata INPS complessivamente. Quindi non si tratta di poca gente, si parla di 1 milione di lavoratori che alla fine saranno penalizzati, soprattutto i giovani, e qui bisognerà che affrontiamo anche questo tema: che chance, che possibilità hanno i giovani di oggi di vedere, seppure con un bel binocolo alla Galileo Galilei, di vedere il loro futuro pensionistico. Anche questo è un grosso problema che dovremo i prossimi giorni trattare. Ecco, e quest'altra questione, che l'attuale 27% di tetto contributivo salirà al 33% il 2018, sono fra 4 anni, quindi, ma da passare. Ecco, abbiamo una telefonata. Pronto, chi parla? Sì, pronto? Sì. Buongiorno. Sono Roberto da Treviso. Roberto da Treviso? Sì, volevo solo fare una... Buongiorno. chiedere
esponente del sindacato lì. Prego. Volevo chiedere, io, cioè, esporre il mio caso. Io a 31 dicembre 95 avevo maturato 18 anni di servizio. Sì. Per cui io andrei in pensione col sistema retributivo, vero? Certo, certo. Ora, siccome sono disoccupato, ho letto che se dovessi trovare un lavoro di livello più basso di quello che avevo all'epoca, cioè che avevo poco prima di essere licenziato, io verrò praticamente penalizzato al momento della pensione. È vero? O volevo sapere solo sì, i sì, chiarimenti in merito. È vero purtroppo, nel senso che il sistema... Pronto? Ah, forse è caduto. È Comunque io caduta la rispondo, linea, però io rispondo ecco, sì, ugualmente. ci sentirà attraverso la televisione. Quindi. Purtroppo è vero, perché il sistema retributivo si basa sulla media degli ultimi, per un dipendente, degli ultimi 10 anni di retribuzione lorda, con una resa annua del 2%, per cui chiaramente se il mio ultimo decennio lo vado a peggiorare rispetto al passato retributivo, è chiaro che ha una penalizzazione, perché il mio 2% annuo viene calcolato su una media più bassa rispetto a quella che avrei potuto avere mantenendo la media delle vecchie retribuzioni. E questo purtroppo è una realtà. Oltretutto dal 2012 in avanti c'è il sistema contributivo per tutti, anche per i retributivi, e per cui c'è un'ulteriore penalizzazione, perché oltre a peggiorare la media del decennio, quindi il mio sistema retributivo, ho anche la resa, che è quella non è più del 2%, ma quella del capitale maturato in base al PIL del contributivo. Questo purtroppo conferma la risposta che ha avuto il nostro telespettatore. Dispiace sentire però situazioni così negative, cioè di peggioramenti, di diritti che non si poi no, non i diritti ci sono, però bisogna accontentarsi delle rese che lo Stato dà, perché subiscono questi effetti. Sì, ma ogni volta che mi parli di accontentarsi delle rese che lo Stato dà, mi viene sempre in mente lo stipendio che pigliava l'ultimo presidente dell'INPS. Sì. Ma lui Ecco, non ha problemi di crearsi le pensioni future, perché sa già come fare probabilmente. Ecco, per cui vabbè, ma questo è un mio pensiero che non deve influenzare l'opinione pubblica. Ecco, mi pare che su questo problema abbiamo detto tutto, riconoscendo che c'è anche un grosso sistema di ingiustizia su tutto il sistema dei parasubordinati e dei Cocopro e della gestione separata INPS. Sì, diciamo che qualcosa di positivo c'è stato. Inizialmente a livello di tutela sociale i parasubordinati avevano solo l'assistenza infortunistica INAIL. Adesso è stato esteso anche la malattia e anche l'assistenza sanitaria, e quindi è anche per le donne l'indennità di maternità, per quanto poco c'è comunque un diritto a un assegno per i 5 mesi di maternità obbligatoria più la facoltativa per alcune categorie. Per cui insomma diciamo che qualcosa si sta muovendo, si sta capendo che ormai il futuro sarà più orientato verso questa categoria che non addirittura verso i dipendenti, che sono in continuo calo purtroppo per il discorso della crisi, per cui chi viene espulso dal mondo del lavoro spesso si rifugia nella gestione separata, perché non ha altre alternative. Altre alternative però con queste prospettive magre per il futuro. Ecco. Bene Alessandro, il nostro tempo ci è stato comunicato che è scaduto. Io termino, oltre che a darvi appuntamento appunto domani alla stessa ora, seguiteci se avete delle cose da chiedere, faccio il mio commentino quotidiano su questa Italia singolare e sul fatto che ho letto le cronache in questi giorni. Allora, nella nostra città, cioè la città da cui trasmettiamo, che è Padova, è uscita così la notizia che
gli automobilisti che girano in città e che sono privi di assicurazione della macchina sono circa 4.000. Allora, voi sapete benissimo che se uno non ha la macchina coperta di assicurazione e magari è uno che non ha patrimoni alle spalle, se vi investe, se vi crea problemi, se vi manda anche a quel paese, voi non avete diritto a nulla perché non essendo coperta l'assicurazione al massimo ci rimette la macchina. Allora io chiedo come sia possibile, è stato preso un automobilista senza assicurazione ed era la terza volta che veniva beccato senza assicurazione, la sanzione è una multa, la sanzione è una multa, in più questo automobilista era pure privo di patente, perché la patente gli era stata ritirata 2 mesi prima dalla prefettura proprio in quanto aveva fatto degli incidenti. Allora, e questo viaggiava ancora per e questo tranquillamente viaggiava ancora. Io dico se possiamo continuare a vivere in un'Italietta fatta così. Grazie e buona giornata a tutti. Buongiorno a tutti.